Tartarughe in arrivo a Ribera, in attesa della schiusa, i volontari del WWF, progetto Tartarughe Life Euro Turtles, hanno collocato le reti per proteggere le piccole uova di tartaruga marina che dopo Ferragosto potrebbero nascere spuntando da sotto la sabbia. A fine giugno era stato segnalato questo nido di tartaruga marina, per cui adesso è arrivato il tempo della schiusa. Le uova maturano in un tempo che va dai 45 agli 80 giorni, a seconda delle condizioni climatiche, delle esposizioni della sabbietta sotto cui sono custodite le uova, e lì ne hanno contate 99 perché si era resa necessaria una piccola traslocazione in quanto mamma tartaruga aveva deposto le sue uova troppo vicino al bagnasciuga, con il rischio che fossero attaccate dalle muffe. L'area adesso viene vigilata dai residenti di Borgo Bonsignore, la frazione di Ribera, dove si va al mare, in quelle di Pietre Cadute, la spiaggetta interessata. I volontari del WWF Sicilia, area mediterranea, hanno così creato il corridoio di protezione dal nido verso il mare, aiutati dagli amici del comitato di Borgo Bonsignore, con in testa il presidente Nino Fidanza, che hanno curato i paletti di canna su cui attaccare la rete. In quell'occasione c'era pure Simone Palermo, un ragazzo che insieme ai giovani di Rinteract ha svolto diverse azioni di sensibilizzazione, custodia e pulizia dell'area intorno al nido. Tanti altri ragazzi si sono avvicinati al gruppo di volontari del WWF, ma salvo rari casi a Ribera, tarda a formarsi una rete di appassionati che possa garantire una vigilanza continua del nido. Da qua l'appello a quanti volessero partecipare gratuitamente a questo miracolo della natura, mettendosi in contatto direttamente con il WWF.